riferimento con la voce del Friuli, avete già visto l'apertura, l'INAS Guassero, consumatori attivi. Oggi parliamo di amministratore di sostegno. Sì. Ecco, è una parola un po' particolare perché può dire tutto e può dire niente nel contesto. Allora non a caso ho voluto chiamare lei perché giustamente è il suo argomento, come si dice in questi casi, per capire e conoscere anche come funziona un po' tutta questa procedura per arrivare all'amministratore di sostegno. Bene, l'amministrazione di sostegno è uno strumento che è previsto nel nostro codice civile, che permette, diciamo, di aiutare, di tutelare quelle persone che per un problema, per una menomazione fisica o psichica non riescono, diciamo, a curare i propri interessi in maniera autonoma. E dunque è uno strumento, è una figura, quindi l'amministratore di sostegno è una figura, diciamo, di aiuto quando è necessario per una persona che proprio non è in grado di gestire anche, diciamo, i fatti più quotidiani. Facendo degli esempi un po' più pratici, ad esempio la persona anziana che per una malattia, ad esempio, non riesce più, non so, a muoversi dal letto e quindi non riesce banalmente a ritirare la pensione, Certo. non riesce più a pagare le bollette, oppure una persona che per un periodo temporaneo, quindi temporaneamente, non è in grado di gestire proprio questi atti quotidiani. Ecco, questa cosa importante da sottolineare è che non si tratta solo di, diciamo così, di un tabellare particolare, può variare dai 18 anni in su, perché qui comunque parliamo sempre di, addirittura anche di minorenni in certi casi. In No? certi casi sì, però non si parla più di amministratore di sostegno, ma di tutore del minore, quindi è un'altra figura. Cioè, magari dopo ne L'amministratore. ne parliamo Certo. bene anche per chiarire, no? Far conoscere bene ai nostri telespettatori. Ripeto, questi approfondimenti servono proprio per Certo. questo, per cercare insomma anche di dialogare e capire come funziona. Tornando dunque al discorso dell'amministratore di sostegno, abbiamo detto una figura che viene individuata per aiutare, assistere la persona che in quel momento per motivi X, Y o Z, insomma, non è impedita a poter Certo. svolgere la sua quotidianità in un certo senso. Certo, e quindi una figura che si affianca a questo soggetto che appunto, come diceva correttamente, non è in grado di gestirsi. È una figura che viene nominata giudizialmente, dunque uno non è che può autoproclamarsi amministratore di sostegno di un'altra persona, ma deve proporre un ricorso al giudice tutelare, quindi andare davanti, insomma, depositare una richiesta alla cancelleria della volontaria giurisdizione in tribunale, con cui appunto si vanno a specificare quali sono le problematiche del soggetto che dovrebbe beneficiare di questo amministratore di sostegno, e il giudice poi, letto questo ricorso, il quale deve in qualche modo essere accompagnato anche da documentazione medica che vada in qualche maniera ad attestare, a confermare questa situazione di incapacità, il giudice, letto il ricorso, fisserà un'udienza al quale parteciperanno sia la persona che ha proposto il ricorso, sia il potenziale beneficiario, ma anche tutti i parenti del beneficiario, proprio perché è comunque uno strumento, quello dell'amministratore, che va ad incidere anche dal punto di vista familiare. Insomma, qui si parla di una gestione della persona nella sua interezza, quindi sia dal punto di vista patrimoniale, economico, ma anche dal punto di vista, diciamo, degli interessi della persona. Ecco, per essere ancora più chiari, l'amministratore non diventa di fatto, anzi diventa de facto l'esecutore di quello che dovrebbe fare la persona a cui diciamo assiste, ma de jure non può prendere decisioni o addirittura firmare cose strane senza che nessuno prima lo venga a sapere. Ecco. Allora, c'è il giudice, nel momento in cui decide che quella persona effettivamente ha bisogno di un amministratore di sostegno, emana un decreto, e in questo decreto sono indicati i poteri che ha l'amministratore di sostegno, e quindi che effettivamente invece potrebbero proprio essere di sostituzione in toto della persona in determinati atti, oppure solamente di diciamo accompagnamento, quindi c'è una corresponsabilità sia del soggetto beneficiario che dell'amministratore, il quale in effetti potrebbe in qualche caso invece firmare da sé, quindi togliendo il potere al beneficiario.
una cosa un po', cioè, che deve far riflettere, che è curiosa, l'amministratore di sostegno tante volte può dare anche il consenso informato a trattamenti sanitari, se questo viene previsto dal decreto del giudice. Ecco, perché è una cosa importante anche questa da sottolineare, molto spesso accade, anche per quanto riguarda, diciamo così, le persone che sono affidate per legge a una persona esterna, a una terza persona, succedono casi in cui anche a noi arrivano diverse notizie di persone che non si sono comportate correttamente nel loro ruolo, ecco, in un certo Certo, senso. allora succede, purtroppo succede, d'altra parte però bisogna fare delle considerazioni. La prima è che comunque l'amministratore di sostegno deve redigere annualmente una relazione con il quale va a dare un resoconto della propria attività nel corso dell'anno. L'altra cosa è che comunque l'amministratore di sostegno ha delle responsabilità date dalla legge che sono sia di tipo civile che penale, quindi può rispondere sia civilmente che penalmente delle azioni che pone in essere. Certo, sì, perché è una cosa, ripeto, una cosa molto importante da sottolineare questo, no? Perché uno magari ha, non so, 20 milioni di euro su un conto corrente, questo per un mese o per 2 mesi o addirittura per sempre non può, ufficialmente non sa né di intendere né di volere, magari qualcuno dice io do incarico all'amministratore di sostegno, questo mi va in banca, mi fa gli assegnini, ipotesi e mi prosciuga il conto. Diciamo che idealmente non si potrebbe fare perché c'è un controllo giudiziale ogni anno. Ecco, forse qua è da sottolineare una cosa. L'amministratore di sostegno può essere sia un parente, ecco, del beneficiario, ecco, oppure può essere anche una terza persona, tant'è che esistono delle liste nel tribunale di soggetti professionisti che possono essere avvocati, commercialisti, i quali sono appunto iscritti in queste liste e il giudice può decidere di nominare una persona terza. Lo fa quando effettivamente magari si sa già che in famiglia potrebbero nascere dei problemi di gestione fondamentalmente. Proprio perché sappiamo che in base a quanto la persona indicata possiede, di conseguenza si sa che, come si dice, in un certo senso, all'improvviso tutti si portano vicini, no? Purtroppo, come le vongole si avvicinano una sopra l'altra, no? purtroppo è vero. D'altra parte forse è un po' un deterrente il fatto che questa relazione annuale deve essere fatta ed è soggetta ad una valutazione sia del giudice tutelare, ma passa anche attraverso il pubblico ministero, quindi bisogna stare attenti, nel senso non è un ruolo che si può prendere sotto gamba, ecco, Certo. questo è il senso. La cosa importante da sottolineare, l'abbiamo già detto in partenza di questa trasmissione, l'amministratore di sostegno viene ad affiancare una persona che in quel momento parzialmente potrebbe anche durare 15 giorni, un mese, cioè ci sono delle scadenze per essere incaricati poi come in questa figura. Allora, effettivamente l'amministratore di sostegno può essere nominato anche solo temporaneamente, quindi il giudice nel decreto va a dire il ruolo dell'amministratore sarà ricoperto dal al, quindi effettivamente potrebbe esserci un tempo limitato, altrimenti l'amministratore di solito, quindi quando non ci sono dei casi veramente di urgenza, viene nominato per un tempo diciamo prolungato, no? Quindi il giudice potrebbe sia dare una durata che può essere 5 anni ad esempio, oppure insomma va a dire non va nemmeno a dare una durata, ecco, quindi non è prestabilita, ecco, la durata. Può essere a scadenza in un certo senso. Sì, può essere se il giudice ritiene che debba essere a scadenza, e quindi una valutazione che fa direttamente il giudice. E infatti è uno strumento molto malleabile, si va a vedere chi è il soggetto che ha bisogno di questo strumento, quindi il giudice va a parametrare insomma le disposizioni sulla base del beneficiario. Chiaro. Abbiamo detto anche una cosa importante in apertura della differenza tra l'amministratore di sostegno e il tutore di minore, perché ripeto, la cosa può capitare che magari un bambino, o comunque parliamo sempre di un minore, rimanga orfano, via dicendo, però nel contesto erediti dai genitori una casa piuttosto che soldi in banca, via dicendo, però legalmente lui non può operare, no? Perché non ha raggiunto la maggiore età, allora entra in funzione il tutore dei minori. Ecco, la differenza tra l'amministratore di sostegno e il tutore del minore. Beh, l'amministratore di sostegno abbiamo detto che si rivolge a dei soggetti che hanno
delle problematiche fisiche o psichiche. Per i minori il discorso è proprio diverso, ma anche dal punto di vista dello scopo della figura. In questo caso abbiamo solamente una persona che non ha raggiunto la necessaria capacità di agire. Il caso estremo, no? Perché visto che siamo in televisione approfittiamo del fatto di fare proprio l'esempio più clamoroso. Il bambino o comunque il minore, diciamo così, eredita dai genitori la casa e tutto quello che è i loro averi, di conseguenza però lui non può esercitare, non solo perché è minore, ma si trova in una situazione particolare anche di salute. Ecco, in questo caso come ci si muove? In questo caso comunque sarà il suo tutore che lo gestirà dal punto di vista patrimoniale, nonché dal punto di vista della sua vita quotidiana. Questo però è proprio è differente lo scopo delle due figure, quindi è difficile poter accomunare, diciamo, il tutore del minore con l'amministratore di sostegno, certo, che hanno due scopi diversi. Forse in realtà un'altra figura che è interessante da approfondire è quella invece di colui che ha la procura da parte di una persona, quindi il procuratore. In effetti può succedere che ci sia una procura generale che viene stipulata avanti ad un notaio, quindi in atto pubblico, con il quale una persona conferisce il potere di gestire patrimonialmente insomma, i suoi averi ad una terza persona. Ecco, in quel caso di certo colui che conferisce la procura deve avere la capacità d'agire, che invece nell'amministrazione di sostegno non è necessaria perché c'è un controllo giudiziale. Con la procura invece quindi si dà ad un terzo la possibilità di esercitare tutte le azioni che meglio intende. Diciamo che è a mano libera in un certo senso. Sicuramente è uno strumento meno tutelato e tutelabile, certo, forse dell'amministrazione di sostegno. La gente da casa magari si pone questa domanda: ma perché Consumatori Attivi è presente in questa puntata per parlare di questo argomento? Perché chiaramente se qualcuno di voi in questo momento che ci sta guardando ha un caso che rientra in questa casistica, si può rivolgere a Consumatori Attivi per capire soprattutto che strada, no? Cioè certo, voi non è che decidete voi poi cosa fare, voi date un consiglio, una consulenza, come va tanto di moda adesso, per instradare in un certo senso il vostro cliente finale, usiamo anche questa brutta parola molto commerciale, ecco, per dargli soprattutto le risposte giuste alle sue domande, no? Alle sue richieste. Certo, noi quindi andiamo un attimino a specificare quali sono i passi per poter nominare un amministratore di sostegno, quindi dandogli un aiuto su quelle che possono essere quale può essere la documentazione, gli incartamenti che servono per avviare uno strumento del genere, oppure diamo anche l'aiuto a coloro che sono stati nominati amministratori di sostegno sul come devono gestire questo compito, anche eventualmente per quanto riguarda la relazione annuale. Io ringrazio l'avvocato Sguassero che è venuto a trovarci e soprattutto buon lavoro. Grazie. Immagino che ogni giorno sul suo tavolo arrivino fascicoli, come si dice in questi casi, dove veramente bisogna avere la pazienza, il nonchalance, ma soprattutto il self-control per arrivare a buon fine con il risultato, no? Immagino, perché vero. È da diventare matti, no? E soprattutto mi permette di sottolineare questo, le casistiche in Friuli Venezia Giulia stanno sempre più aumentando, no? Sì, di certo la figura dell'amministratore di sostegno sta aumentando, anche perché tante volte non c'è un apparato familiare solido che possa gestire la situazione di una persona in difficoltà. Non posso nascondere che tante volte si abusa anche della figura dell'amministratore di sostegno, però per questo insomma c'è una valutazione giudiziale. In effetti comunque è uno strumento che, dato che insomma pone un controllo, è uno strumento necessario e che effettivamente viene sempre più utilizzato per dare insomma certezza a determinati rapporti. Grazie ancora all'ospite, grazie a voi gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Stessa rete, stessa ora. Mandi.